Giuseppina De Luca, titolare della SIDEM, la ditta di San Martino di Lupari, colpita dall'interdittiva antimafia del prefetto nell'ambito dei subappalti dei lavori della pediatria di Padova, domani presenterà insieme ai suoi legali un'informativa alla prefettura e nei prossimi giorni anche un ricorso al TAR. La donna, 38 anni, ce l'ha confermato al telefono. In questi giorni preferisce non farsi intervistare, ma ha tenuto a precisare che questa vicenda ha travolto la sua impresa come un fulmine a ciel sereno. La SIDEM Costruzioni di San Martino di Lupari stava eseguendo in subappalto dei lavori in cemento armato nel cantiere del nuovo polo pediatrico. Il padre della titolare è cugino di uno dei boss della cosca 'ndranghetista del Grande Aracri di Cutro, una parentela stretta emersa dalle verifiche fatte dalle forze dell'ordine che operano nell'ambito del tavolo della legalità che vigila sugli appalti pubblici in città e provincia, e così il subappalto è stato immediatamente revocato. Siamo estranei alla vicenda, c'è un legame di parentela, mio padre però non va in Calabria da 2 anni, ci ha detto ancora al telefono. Nel sito internet la SIDEM Costruzioni si presenta come un'azienda giovane come fondazione, ma creata su basi solide, che opera in tutto il nord-est in campo edile. A novembre del 2022 aveva iniziato la sua prestazione in subappalto per la pediatria, i cui cantieri sono stati affidati al consorzio di imprese guidate dalla trevigiana Setten Genesio. Il cantiere della pediatria sta continuando appunto a produrre, e quindi noi abbiamo comunque il confronto come azienda direttamente con l'impresa appaltatrice, che è appunto la ditta Setten, che ha garantito la continuità del cantiere, del lavoro, e anche le tempistiche previste. Quindi noi veramente incrociamo le dita per dire che per fine 2024, inizi 2025 dovremo avere l'opera pronta. Il prefetto di Padova ha annunciato il provvedimento ponendo l'attenzione su come il rischio di infiltrazioni mafiose sia sempre più concreto nel territorio padovano, che in questi anni sta beneficiando di fondi pubblici per la realizzazione di grandi opere. L'interdittiva emessa impedisce quindi a questa impresa destinataria del provvedimento di avere rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di poter beneficiare di fondi pubblici, cioè praticamente viene tolta dai rapporti con la pubblica amministrazione. In un paio di anni sono già 4 le interdittive antimafia applicate dalla prefettura di Padova a ditte in odore di malavita che operano nella nostra provincia.